Oggi la Chiesa celebra San Daniele. Il nome Daniele viene dall'ebraico e vuol dire Dio ha così giudicato. Oggi 10 ottobre è la giornata mondiale della salute mentale. Il World Mental Health Day è un'iniziativa che si celebra il 10 ottobre di ogni anno, istituita nel 1992 dalla Federazione Mondiale per la Salute Mentale e riconosciuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, promuove tramite campagne e attività la consapevolezza e la difesa della salute mentale contro lo stigma sociale. Il tasso di persone colpite da disturbi mentali è aumentato a livello globale, ma è sempre più riscontrato che con le giuste strutture sociali e istituzionali la prevenzione dei disturbi mentali e il benessere di ogni cittadino del mondo è possibile. Non solo in riconoscimento dei suoi profondi insegnamenti, ma anche come tributo all'energia creativa, alla purezza dello stile e alla forza lirica che caratterizza il suo capolavoro di poetica. Con questa motivazione, il 10 ottobre del 1906 viene assegnato il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci. Fu il primo italiano a riceverlo, morì 4 mesi dopo. Ma in cosa vengono impiegati i laser? Il laser è una delle invenzioni più versatili dei tempi moderni. Vengono utilizzati nelle stampanti, durante gli interventi chirurgici al posto del bisturi, per misure di precisione in astronomia e in tantissimi altri ambiti. Sapete che il laser più potente del mondo fornisce per un millesimo di miliardesimo di secondo un raggio di 2 petawatt, quasi il consumo medio di elettricità di tutto il mondo. Buongiorno ai 12, stupenda configurazione nel cielo di oggi perché la Luna si congiunge a Urano che a sua volta compie uno stupendo trigono con Plutone in Acquario e con Venere in Vergine, una stupenda sinfonia di trigoni nello zodiaco. Andiamo a vedere cosa significa Ariete. E beh, per voi si preparano dei momenti sicuramente molto più fluidi e con dei accadimenti che hanno un allegrandante maggiore. Solo Venere però si oppone a Nettuno nei vostri gradi, per cui ancora in amore non ci vedete chiaro. Toro, tra i protagonisti di questa giornata, visto che la Luna uscente congiunta a Urano ancora vi guarda comunque con un sorriso, per cui tra una svolta creativa e una prova definitiva in amore sarete molto più rassicurati, proprio come piace a voi. Gemelli, oggi siete proprio voi i protagonisti della giornata, con la Luna che entra nei vostri gradi, congiunta a Urano e che tocca regioni lontane dello zodiaco, come una bella Venere in Vergine che finalmente porta un po' di ordine in amore, e Plutone sempre creativo e pieno di potere. Cancro, per voi la giornata è una giornata un po' fatta di imprevisti, ma ci penserà il buon Giove che ha ripreso i suoi rapporti con Saturno e anche con Urano e la Luna, che sembra essere benevolo e protettivo. Tutto bene, ciò che finisce bene. Leone, per voi la giornata è una giornata di grande accelerazione, proprio perché amici e team vi spingeranno a essere molto più efficaci e diretti a livello lavorativo e anche ad ottenere dei risultati che vi faranno felici. In amore ancora un po' di noia. Vergine, a proposito di amore, Venere nei vostri gradi oggi da spettacolo con i suoi trigoni e i suoi rapporti planetari con le altre zone dello zodiaco, quindi per voi oggi sorprese in amore, anche se hanno a che fare con il lontano, poiché Saturno e Nettuno a volte vi privano per motivi di lavoro, di distanza, logistica, dell'oggetto dei vostri amori per qualche tempo. Bilancia, la vostra giornata oggi è scandita ancora da Giove, che sembra un po' voler accelerare il tutto, ma la bella Venere, il vostro pianeta, oggi sembra dialogare con tutto il resto dello zodiaco, quindi usate i mezzi che già avete e soprattutto i buoni rapporti che avete costruito negli anni. Scorpione,
Oggi è solo Mercurio ad avercela con Plutone, quindi un Mercurio che non riesce a esprimere la creatività che vorrebbe. Gli Scorpione potrebbero sentirvi sì, un po' troppo compressi. Sagittario, per voi oggi inizia l'opposizione della Luna che rincara già quella di Urano, per cui dovete essere pronti a parare ogni tipo di imprevisto e soprattutto delle cose che verrete a sapere senza troppa diplomazia. Capricorno, oggi i pianeti dialogano tutti tra di loro. Venere è opposta al vostro pianeta Saturno. Oggi semplicemente un po' di confusione in amore. Acquario, per voi oggi la giornata è splendida proprio perché Luna, Urano, emozioni, Venere e quant'altro vengono a salutare il Plutone nei vostri gradi che prende tutta la loro energia, i loro sussurri, i loro consigli, i loro suggerimenti e faranno di questa giornata una giornata indimenticabile per voi pesci. E beh, anche l'amore esige una certa razionalità, è quello che sta tentando di spiegare Saturno alla bella Venere. In opposizione ai vostri gradi, Venere sta tentando invece di creare un universo di sicurezza intorno a voi. Guardate bene, forse lo possedete già. 1,65 milioni di dollari e questa è la cifra con cui Google ha acquistato YouTube il 10 ottobre del 2006. Un pagamento avvenuto attraverso azioni proprie che rappresenta la più imponente operazione del popolare motore di ricerca. Al momento dell'accordo il sito di condivisione dei video, nato solo l'anno prima, contava più di 30 milioni di visitatori. Ci sono delle situazioni in cui è necessario ammettere i propri errori e fare un vero e proprio bagno di umiltà. L'espressione inglese utilizzata in questo caso è to eat a humble pie, letteralmente mangiare una torta di umiltà. Sembra che l'espressione derivi da humble pie, dove humble è senza H e indica una torta fatta con le interiora di animali. Da qui il gioco di parole con humble, con la H, che significa umile. È la cantante francese più famosa della storia, ma la sua vita non è stata esattamente una vie rose. Edith Piaf, vissuta tra il 1915 e il 1963, ha affrontato una lunga sequenza di tragedie, tra cui la morte della figlia e del suo grande amore Marcel Cerdan. Eventi che l'hanno spinta verso depressione, alcolismo e tentativi di suicidio, ma anche una massiccia dipendenza da oppioidi, con conseguente artrite invalidante che nell'ultimo periodo della sua esistenza l'ha resa scorbutica e intrattabile. Ci salutiamo con la frase del giorno. Ognuno pensa di cambiare il mondo, ma nessuno pensa di cambiare se stesso. E anche la puntata di oggi termina qui. Non dimenticatevi di tornare domani per un nuovo episodio dell'Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.